mille per essere qui e abbiamo visto insieme appunto una rarità assoluta, nel senso che Cenere è l'unico film realizzato da Eleonora Duse ed è quello che per noi oggi praticamente ci permette di vederla viva in azione e recitante. Le testimonianze che riguardano la sua vita, la sua arte sono praticamente legate o alla carta, alle recensioni, alle tante recensioni dei suoi spettacoli, oppure alle tante foto che la ritraggono appunto nelle varie interpretazioni della sua carriera. Però in effetti l'esperienza del cinematografo è stata, e soprattutto per noi oggi, cioè per le persone che non hanno ovviamente per ragioni anagrafiche la possibilità di averla non solo vista ma anche eventualmente avvicinato qualcuno che l'ha conosciuta, che ha avuto modo di vederla recitare dal vivo, è l'unica testimonianza che ce la mostra viva, è la testimonianza praticamente che l'affida all'immortalità, perché il cinema, una delle grandezze del cinema poi è quella di mantenere sempre vivo il ricordo, l'arte di un attore. Quando Eleonora Duse ha girato questo film e non immaginava sarebbe stato l'unico film della sua carriera, perché aveva vari progetti legati al cinema, però per tante ragioni non è riuscita a realizzarli, non si è completamente resa conto del fatto che Cenere avrebbe avuto questo valore. E soprattutto Cenere ha un valore grande per appunto gli spettatori della posterità. Per quanto riguarda il suo approccio al cinematografo, quello ha avuto un valore invece molto grande, nel senso che non credeva che avrebbe consegnato al cinema, diciamo, il ricordo immortale della sua arte, della sua recitazione, però sicuramente il suo approccio al cinema è stato un approccio che ha vissuto con grande entusiasmo. Perché? Perché lei, attrice di teatro, ha capito, ha intuito tutte le potenzialità del cinema, ha avuto una visione di quello che poteva essere il successo del cinema per gli spettatori del suo tempo e quelli futuri, e soprattutto per i giovani, che sicuramente era tra virgolette all'avanguardia rispetto al suo periodo e alla visione che ne avevano moltissimi altri suoi colleghi. La volta scorsa abbiamo analizzato quella che è stata la vita della Duse durante la Grande Guerra, perché appunto la proiezione del film e l'incontro di oggi fanno parte appunto di un progetto realizzato dalla Mediateca del Veneto in collaborazione con la Fondazione Vittoriale degli Italiani, che riguarda Eleonora Duse e la Grande Guerra, quindi come lei, attrice, nel momento in cui scoppia la Prima Guerra Mondiale, ritirata dalle scene perché nel 1909 aveva deciso di non recitare più, vive la guerra con grande angoscia, con grande sgomento, e la vive, come abbiamo visto anche la volta scorsa, sentendosi madre di tutti i militari, di tutti i soldati, per cui mantenendo contatti, mantenendo una grande vicinanza nei confronti di questi giovani che lottavano per la patria. E proprio frequentando le sale cinematografiche, quando la Duse si ritira dalle scene, inizia ad andare molto spesso al cinema e quindi soprattutto frequenta le sale cinematografiche di secondo, terzo ordine, quindi quelle diciamo meno importanti, meno prestigiose, con gli spettatori più umili, e mescolandosi a queste persone, quindi mescolandosi a un pubblico modesto, Eleonora si rende conto di quello che poteva essere l'importanza del cinema e l'importanza della comunicazione cinematografica per un pubblico che non fosse un pubblico colto, un pubblico di persone particolarmente avvezze all'arte, avvezze al teatro, e comunque capisce che il cinema è uno strumento d'arte, è una forma d'arte che può andare oltre il teatro, anzi al cinema si possono fare quelle cose che il teatro, per sua natura e per determinati limiti e vincoli strutturali, non si possono fare. Quindi nel momento in cui arriva dalla casa Ambrosio di Torino, che è la casa di produzione di film Cenere, la proposta di lavorare sul set, dopo alcune riflessioni Eleonora accetta, e all'inizio accetta con grande entusiasmo perché appunto sente il bisogno di lavorare, e di lavorare in quel periodo
particolare che è stato il periodo della Prima Guerra Mondiale. Sente il bisogno di lavorare perché appunto sono diversi anni che ormai è ritirata dalle scene, e nel momento in cui la Duse si ritira dal teatro in realtà capisce che la sua vita era una vita che aveva speso e che doveva continuare a spendere nel portare la sua arte al pubblico. E in questo senso il poter lavorare sul set era una variazione rispetto a quello che era stato il lavoro di tutta la sua esistenza, ma una variazione significativa, interessante e al passo appunto con i tempi, cimentarsi con una nuova forma d'arte. Dall'altra, nel momento in cui si sceglie quale film farle interpretare, è lei a determinare con i produttori la scelta di questo romanzo di Grazia Deledda. Il film viene realizzato nel 1916, ma in realtà il romanzo di Grazia Deledda era uscito a puntate nel 1903 e poi in volume nel 1904, per cui era un'opera di letteratura italiana all'epoca contemporanea che era stato ampiamente letto e noto ai lettori, per cui quando la storia arriva in sala tante persone sapevano qual era la trama del romanzo e quindi qual era la vicenda che veniva rappresentata. E Leonora Duse sceglie quella vicenda, cioè questa vicenda del rapporto madre-figlio, una storia di abbandono, di dolorosa ricongiunzione e di separazione definitiva, ancora più dolorosa finale, perché sente che nell'Italia in guerra è una storia che può arrivare a raggiungere il cuore di tutti. Quindi la ritiene una vicenda tra virgolette universale, esattamente come universale è il linguaggio cinematografico, e quindi capace di raggiungere tutti gli spettatori, da quelli più raffinati a quelli più umili. In realtà questa sua scelta scelta che lei tra virgolette impone ai produttori, esattamente come lavora, e questo è tutto un aspetto ancora da definire in modo scientificamente coerente rispetto alle fonti, rispetto anche alla vulgata di tante notizie che comunque sono legate al film, e anche all'attribuzione dei ruoli e di tutto ciò che riguarda ancora il film, tutto ciò che viene accreditato, perché ci sono come dire, degli errori legati al fatto che in realtà il soggetto, la sceneggiatura, la regia sono della Duse, e il suo coinvolgimento quindi non è il coinvolgimento solo dell'attrice che interpreta il ruolo della protagonista, ma è un coinvolgimento a 360 gradi, perché quella lei la sentiva come la sua opera, il suo film. E in questo senso i produttori della Casa Ambrosio, in ogni caso, diciamo scendendo ogni tanto compromesso, comunque l'hanno lasciata fare, perché volevano che questa pellicola puntasse tutto sul suo nome. Sapevano che sarebbe stato il primo film interpretato dalla Duse, e quindi c'era un discorso, diciamo, di ritorno di immagine, di ritorno economico, sul quale loro volevano lavorare in un certo modo. In realtà loro volevano fare un cosiddetto filmone, nel senso che volevano usare lei come diva principale e poi attorniarle un cast d'eccezione. In realtà la Duse non accetta questo tipo di situazione, e quindi sicuramente sceglie Febo Mari, che era un attore molto in voga all'epoca, molto famoso, giovane, per il ruolo del figlio, e c'è un fitto scambio epistolare con lui per quanto riguarda l'impostazione del loro lavoro, però poi non vuole che ad esempio la storia abbia delle digressioni che in realtà sarebbero state molto gradite a livello commerciale dell'opera, tipo degli squarci sulla vita di Rosalia, sul suo passato, su che cosa lei ha fatto della sua vita di donna perduta negli anni in cui ha abbandonato il figlio e il ragazzo stava crescendo. La Duse non accetta nessun tipo di interpolazione e di vicende nell'opera, di scene nell'opera che potessero distrarre il pubblico dal rapporto madre-figlio, che era la cosa che a lei premeva maggiormente, e si rende conto di avere realizzato un film che, se vogliamo, può essere tra virgolette abbastanza severo per il pubblico. È severo per il pubblico del tempo perché le storie che andavano maggiormente in voga al cinema in quel momento, siamo negli anni 10, erano storie di amanti oppure di argomento mitologico, per cui sa di andare assolutamente controcorrente rispetto ai gusti del periodo e a quelle che erano le esigenze dei produttori del momento, però va avanti su questa strada, e i produttori
produttori non si stupiscono nel momento in cui il film esce in sala ma diciamo non ottiene il successo sperato. In realtà non ottiene il successo sperato non tanto perché non ci sono, diciamo, quelle divagazioni o comunque quelle presenze che avrebbero potuto rendere la pellicola ancora più allettante per il pubblico, perché quello bastava già il nome della Duse per, come dire, assicurare un interesse e una curiosità grande. Il problema è che il film è stato girato nell'estate del 16 e poi proiettato nella primavera del 17, quindi in pieno conflitto, ed è naturale che non ha avuto, come dire, il riscontro sperato, nella misura in cui la popolazione italiana comprensibilmente era preoccupata da tante altre situazioni nazionali e non, e quindi, come dire, tanti non avevano la testa per andare al cinema e comunque per cercare una vicenda di questo tipo. La Duse, come vedete, è lontana da qualsiasi tipo di comicità. L'opera è un'opera tra virgolette severa, ma su una storia di questo tipo non c'è spazio, come dire, per la battuta, non c'è spazio per la risata. È una storia dolorosissima e come tale, appunto, abbiamo visto, rimane dall'inizio alla fine. La Duse, dal canto suo, e l'abbiamo visto anche la volta scorsa in base alle testimonianze delle persone che l'hanno conosciuto, hanno avuto modo di lasciare a loro volta un ricordo di quello che era la sua vita durante la guerra, hanno parlato in modo molto chiaro e molto limpido e molto doloroso di quello che era il suo attaccamento verso i giovani militari, di quello che era la sua preoccupazione per questi ragazzi al fronte che rischiavano ogni giorno la vita. E quindi da lei non ci si poteva aspettare altro che un'opera di questo tipo, cioè un'opera che imponesse al pubblico una riflessione seria su quello che è uno degli aspetti più importanti della vita umana, cioè il rapporto madre-figlio. Un rapporto madre-figlio che poi si può leggere sfumato in tante dimensioni, perché ovviamente lo si può legare a quello che è stato il vissuto personale della Duse, il rapporto tra lei e la figlia, il fatto che lei ha avuto, prima ancora di avere Enrichetta, un altro bimbo nato dalla sua relazione non confluita nel matrimonio con un giornalista di Napoli, Martino Cafiero. Questo bimbo era morto molto molto piccolo, quindi il rapporto del figlio che non ho più, il rapporto del figlio che avrebbe voluto avere da D'Annunzio ma in realtà che non è mai arrivato, il rapporto con tutti questi giovani militari e soprattutto con uno in particolare, Luciano Nicastro, che era il suo figlioccio di guerra. Per cui ci sono tanti elementi che poi nella vita personale dell'attrice, come dire, possono essere stati riflessi in qualche modo nel film. E poi soprattutto ci sono tanti riferimenti anche al romanzo di Grazia Deledda che lei può avere sentito suo. Una cosa che vorrei sottolineare, che questa mi sembra anche molto importante per capire lo spirito con il quale la Duse ha realizzato questa opera, è il fatto che, come abbiamo visto, Cenere è ambientato nella Sardegna rurale. La Sardegna rurale, a mio avviso personalmente, le poteva interessare molto come contesto antropologico, come contesto tradizionale, non fosse altro perché la sua interpretazione mancata, il ruolo che lei non è riuscita a interpretare era il ruolo di Mila di Codra nella figlia di Iorio, di Gabriele D'Annunzio, che è ambientato nell'Abruzzo rurale, per cui questa dimensione di confrontarsi con le tradizioni popolari italiane, vuoi l'Abruzzo, in questo caso vuoi la Sardegna, poteva averla interessata. E poi perché nella pellicola ovviamente non poteva essere evidenziato in modo così forte. C'è un altro riferimento implicito importante alla figlia di Iorio, cioè il giorno da cui entrambe le vicende si dipartono, ovvero il giorno della festa di San Giovanni Battista, il 24 giugno, perché la figlia di Iorio comincia in quel momento, e anche la vicenda di Cenere con la raccolta delle erbe che servono per confezionare i filtri e gli amuleti d'amore si lega proprio a quello. E la ricetta, che è questo sacchettino, amuleto, diciamo, che lei mette al collo al bambino prima di lasciarlo, e gli dice non abbandonare, non lasciare mai
questo oggetto che ti regalo era proprio, conteneva le erbe raccolte in quella notte, per cui c'è un riferimento, diciamo, antropologico, rituale alle tradizioni in realtà di tutta l'Italia e l'Italia centro-meridionale molto forte, che non l'ha sicuramente lasciata indifferente. Per quanto riguarda poi l'approccio della Duse al cinema, ecco, una cosa vorrei sottolinearvi, ovvero come in realtà in questo film del 1916 la Duse in un certo senso dia una risposta, applichi in qualche modo quelle che erano in realtà delle riflessioni molto importanti che D'Annunzio aveva scritto in un articolo di qualche tempo prima, ovvero un articolo intitolato "Del cinematografo considerato come strumento di liberazione e come arte di trasfigurazione". Questo era il titolo di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 28 novembre del 14, e D'Annunzio scrive questo articolo poco dopo l'uscita di Cabiria, che era un famosissimo film dell'epoca al quale lui aveva, diciamo, collaborato attivamente, che gli aveva fruttato un'ingente somma. Ebbene, D'Annunzio come parla del cinematografo? Parla del cinematografo come uno strumento che può nobilitare il teatro del tempo, e questa è una riflessione che la Duse sicuramente ha, come dire, colto, e uno degli approcci con i quali ella si misurò con il campo del cinema si lega a questo tipo di dimensione. D'Annunzio scrive: "La recente industria del cinematografo, che pretende di rinovellare l'arte antica della pantomima e potrebbe forse promuovere una nuovissima estetica del movimento, deve essere considerata come un'ausiliaria provvidenziale di quegli artisti coraggiosi e severi che nell'ignobile decadenza del teatro d'oggi aspirano a distruggere per riedificare. Bisogna in verità augurare che il gusto sempre più vivo della folla per le rappresentazioni cinematografiche determina la rovina del basso commercio teatrale di cui è disonorata l'epoca nostra, che i poeti seguano il mio esempio, attribuendo al cinematografo una virtù di liberazione e di distruzione. L'arte del teatro ha bisogno di essere vendicata". In un certo senso c'è una sfida e una vendetta che la Duse fa verso il teatro del suo tempo, e soprattutto lo capiamo bene anche se consideriamo una frase che è diventata famosa, è stata poi ripresa in varie altre occasioni, in vari altri contesti, che lei diceva, cioè rispetto a quella che lei sentiva la decadenza del teatro del suo tempo, lei diceva: per salvare il teatro bisogna distruggerlo, bisogna che gli attori e le attrici muoiano di peste, sono loro a rendere impossibile l'arte. Per cui radera solo tutto per ricostruire qualcosa di diverso e nelle intenzioni migliore. D'Annunzio, tra l'altro, sempre in questo articolo del 14, parla del gusto del pubblico, cioè tutto ciò che viene fatto al cinema deve in qualche modo incontrare il gusto del pubblico. Perché? Perché gli spettatori poi ovviamente portano il ritorno economico di tutta la situazione. Ma qual è il gusto del pubblico? Cioè come si fa a capire che cosa il pubblico vuole? E allora scrive D'Annunzio: i fabbricanti, cioè i produttori, a ogni tentativo insolito oppongono l'esecrabile gusto del pubblico. Il gusto del pubblico riduce oggi il cinematografo a un'industria più o meno grossolana in concorrenza con il teatro. Io stesso, per quella famosa carne rossa che deve citare il coraggio dei miei cani corsieri, ho lasciato cischiare in film alcuni dei miei drammi più noti. E infatti D'Annunzio, quando gli è stato chiesto il motivo per cui ha lavorato a Cabiria, dice: costretto a provvedere la buona carne rossa che mantiene il coraggio dei miei cani, sappiamo che D'Annunzio era un appassionato di cani, amava molto questi animali, ho composto un dramma greco-romano per il cinematografo. Cabiria è un saggio ironico di arte per la folla avida e melensa. Ho guadagnato in 3-4 ore 50.000 lire, che era una somma enorme per l'epoca, come in una bisca qualunque, per il favore della fortuna guercia e lercia. È una frase molto, anche questa, di impatto, una dichiarazione molto forte, esattamente come distruggere, Eleonora vuole distruggere il teatro, e D'Annunzio dice: come giocare a una bisca, io ho guadagnato tanti soldi, perché l'ho fatto?
per mantenere i miei cani, quindi come dire un disprezzo tra virgolette alto, degno di lui, ma che però fa capire molto di quello che era l'approccio dell'artista. L'approccio dell'artista al cinematografo non poteva essere un approccio come dire, che seguiva completamente una linea d'arte, perché c'erano appunto delle esigenze di ritorno economico tali per cui prima veniva quello e poi forse magari veniva l'arte. La Duse invece vuole fare del suo film un'opera d'arte, e quindi tutto quello che è stato il suo lavorare al soggetto, alla sceneggiatura, alla regia, il suo lavorare anche implicitamente nell'ombra, il suo non essere riconosciuta come ruolo in tanti di questi elementi, è però legato al fatto che lei in realtà non voleva fare una cosa che facesse successo al botteghino, ma voleva fare un prodotto d'arte che parlasse all'animo di tutti. Tra l'altro poi il fatto che il film fosse muto, come era ovviamente al tempo, in quanto il cinema sonoro era di là ancora da venire, la Duse si rende conto che il cinema muto ha un potere ancora più grande, cioè il potere di andare oltre la parola, permette cioè all'attore di dire ciò che era chiuso nell'anima senza vincolarsi al significato delle parole. Lei era un'attrice che aveva recitato in tutto il mondo sempre usando l'italiano, e ci sono delle testimonianze bellissime di spettatori stranieri che, pur non comprendendo la lingua italiana, avevano capito tutto, applaudito, pianto al momento giusto della sua rappresentazione, perché le sue interpretazioni erano così intense e così vere che andavano oltre il logos, diciamo. Però in questo Eleonora proprio anche forte di questa sua esperienza di recitare sempre in una lingua e di capire come il pubblico potesse coglierla pur non comprendendo letteralmente l'idioma italiano, capisce che il cinema può andare in questa direzione, cioè può offrire all'attore la possibilità di esprimersi con un gesto puro, un gesto che non sia legato alla parola. E lei in effetti, anche appunto nelle immagini del film restaurato, abbiamo visto ha una mimica molto espressiva, e soprattutto io ogni volta che lo vedo resto sempre colpita dalle sue mani, perché secondo me sono veramente, come dire, al di là dell'espressione facciale, lei recita con le mani tantissimo, quando accarezza il bambino, nel momento in cui il figlio accarezza la sua mano da morta, dove si vede un lavoro raffinatissimo di, come dire, bilancio del ragazzo che da vivo solleva la sua mano, e la sua mano che in realtà deve essere priva di forza e priva di vita, perché ormai il corpo di Rosalia è cadavere, perché lei sceglie nel finale il suicidio, cioè lei si uccide per lasciare il figlio libero di vivere la sua vita senza avere il peso e il rimorso di quella che è stata la scelta della madre, come dire, si toglie di mezzo in questo senso. Che dire, Eleonora, diciamo che nel momento in cui la volta scorsa abbiamo parlato della sua presenza al Teatro del Soldato, a come lei sia stata presente a incoraggiare i militari e però non abbia voluto mai recitare per loro, si sia presentata incoraggiandoli come loro madre, come madrina di guerra, ma non come attrice che vuole salire sul palco per recitare per loro. Ebbene, con il cinema la Duse, e lo confida anche appunto a Luciano Nicastro, il suo figlioccio di guerra, capisce che questo pubblico di giovani che tante volte, nella maggior parte dei casi, erano digiuni di teatro, non avevano mai assistito a una rappresentazione, tra virgolette non ci capivano quasi niente, non era tanto la rappresentazione teatrale quella in grado di raggiungere maggiormente questo pubblico quanto il cinema. Cioè Eleonora si rende conto chiaramente che il pubblico dei giovani è più attirato dal cinema che non dal teatro, e anzi dice: purtroppo io sono anziana. Abbiamo visto anche, vabbè, nel film chiaramente, ma anche in queste immagini che vi ho selezionato per la mostra virtuale, sono tutte immagini della Duse anziana, con i capelli bianchi, il volto segnato dalle rughe, dal tempo. Lei non ha mai fatto nulla per nascondere la sua età e appunto
tutti i segni del tempo. E Eleonora disse: purtroppo io ormai sono troppo avanti negli anni, ma se avessi avuto le forze, se fossi stata in un'altra fase della mia vita, mi sarei dedicata con entusiasmo al cinematografo, perché capisco che è veramente uno strumento, una forma d'arte indipendente dal teatro, che avrà un grande avvenire, e chi verrà dopo di me lo capirà. Si rende anche conto, e questo è anche importante, che recitare per il teatro non è la stessa cosa che recitare per il cinema, e questa è una cosa importante perché tantissimi attori del tempo teatrali, tra virgolette, si riciclano nel cinema perché era una possibilità di lavoro in più rispetto al teatro. Però lei dice non bisogna come dire, pensare che sia la stessa cosa. L'attore di teatro non può fare al cinema, sul set, durante le riprese, le stesse cose che si fanno in scena. E infatti disse: è un campo tutto nuovo questo, cioè il cinema, e secondo me il primo errore consiste nel fatto che versiamo vino vecchio negli otri nuovi, cioè siamo rimasti ancorati al vecchio modello di recitazione teatrale e cerchiamo di, tra virgolette, riciclarlo sul set. No, la maggior parte di noi è gente già guastata dal teatro, abituata all'aiuto della parola. È molto più facile esprimere un sentimento quando abbiamo l'aiuto della parola e della voce. Il cinematografo ha bisogno di tutti altri mezzi, ma offre possibilità che il teatro non può dare. Mi dispiace che non sono più giovane, mi sarei messa con tutte le mie forze su questa nuova via e sono certa che qualche cosa avrei trovato. Ora altri troveranno di certo, e mi duole soltanto che forse non vedrò neppure il verificarsi di questa mia certezza. Il cinema avrà un'importanza enorme perché può parlare tanto al cuore dell'uomo quanto a quello delle creature selvagge. La sua evidenza espressiva annienta la barriera delle lingue diverse. Quando la Duse è morta, e qui la storia è una storia complessa che bisognerebbe analizzare in modo dettagliato rispetto alla vastissima messe di articoli che in Italia hanno annunciato la sua morte. Eleonora Duse è morta in America il 21 aprile del 1924 e questa notizia ha fatto il giro del mondo, ma poi soprattutto anche il suo corpo dall'America è stato fatto ritornare in Italia, e sono stati celebrati solenni funerali di Stato a Roma, e poi è stata sepolta ad Asolo, per cui è stato come dire un ultimo viaggio, quello di Eleonora, parecchio lungo, e dove i giornali italiani hanno scritto tanto. Ebbene, curiosamente io ho fatto un'indagine rispetto alla rassegna stampa conservata al Vittoriale, e in questi articoli non risulta mai, tantissimi, una mole notevole di articoli pubblicati per i principali quotidiani italiani, nessuno mai usa come titolo o comunque menziona Cenere. Anche all'altezza del 1924 si sapeva che Cenere era l'unico film realizzato dalla Duse, perché appunto aveva vari progetti ma non era poi riuscita a concretizzarli, per cui già allora era l'unico film. Però nessuno, diciamo, menziona Cenere perché, come dire, nella sensibilità del pubblico del tempo la Duse era attrice teatrale, cioè veniva abbinata automaticamente al teatro, e addirittura è stato fatto un discorso alla Camera dei Deputati in sua memoria da parte di Paolo Orano, che è stato tra l'altro, che era autore di vari studi sull'antropologia della Sardegna e che l'aveva aiutata parecchio nello studiare appunto le tradizioni sarde per la realizzazione di Cenere. Tra l'altro il film non è stato girato in Sardegna perché con la guerra avevano paura che il viaggio in mare fosse accidentato dai siluri. Lo dice Eleonora stessa, dice: non siamo andati in Sardegna, ho paura di andare lì per i siluri. Quindi, e anche per contenere costi di produzione, è stato girato negli stabilimenti dell'Ambrosia a Torino e negli esterni, nelle valli di Lanzo, dalla Distura, cioè nelle montagne nei dintorni di Torino. Quindi quella non è, tra virgolette, la Sardegna vera. Però Eleonora aveva studiato molto le tradizioni sarde perché era una storia sarda, e le aveva aiutato appunto Paolo Orano, che nel discorso
in morte di Eleonora Duse, tenuto alla Camera dei Deputati il 3 giugno 24, quindi poco più di un mese e mezzo dopo la morte di Eleonora, disse: "E così vuole che il suo primo e solo esperimento cinematografico fosse tratto dall'argomento doloroso e tragico di quella terra che diceva la più degna di essere espressa, perché è più sofferente, perché è più antica nei suoi mali, la vecchia Sardegna." E così vedemmo il connubio tra due ceste creatrici, Eleonora Duse e Grazia Deledda, la quale detta l'insigne attrice l'argomento della sua manifestazione cinematografica con il romanzo Cenere, che resterà in tempi lontanissimi la proiezione viva del dolore, della grazia, della potenza di passione di questa nostra grandissima. Cioè all'epoca Cenere veniva considerato come un esperimento cinematografico della Duse, ma la Duse era percepita come attrice teatrale. Questa è la locandina del Cinema delle Palme di Milano, era una sala cinematografica milanese dove circolavano i film praticamente che venivano subito dismessi dalle sale del centro, e questa è una delle poche ma interessanti proiezioni di Cenere che vengono fatte nella primavera del 24, 19 e 20 maggio, quindi praticamente quasi allo scadere del primo mese dopo la morte di Eleonora. E è molto bello il manifesto come viene composto, perché qua vengono riportate le parole, una delle varianti delle frasi che la Duse, capendo che si stava avvicinando alla morte, che sarebbe morta lontana dalla patria, disse, cioè: "Sì, figlioli, non importa la morte, ma non qui in America, non qui in un albergo straniero. È vero, mi portate in Italia, non è morta, perché la sua anima vivrà eternamente nella sua unica interpretazione." Quindi questo è veramente molto, molto bello come manifesto, come ricordo, come tributo, anche se non tutte le sale delle più importanti città italiane riuscirono, perché ci furono anche dei tentativi che vennero bloccati, e perché la Duse in realtà più di tanto, ripeto, non credeva nel film, la sua autocritica era grandissima, e di conseguenza anche rivedersi sullo schermo, che era una cosa diciamo inusuale per lei, che era un'attrice di teatro, l'aveva spinta a chiedere di poter girare nuove scene. Ovviamente la versione finale del film, anche in fase di montaggio, risente del suo sì o del suo no, per cui segue in modo diretto anche il montaggio, e quindi diciamo che ne era stata in parte soddisfatta, ma in parte non completamente. E quindi proprio nella percezione degli spettatori del tempo, questo è un caso raro di proiezione di Cenere già all'epoca, nel 24, come attestazione, diciamo, dell'eternità della figura della Duse. Finisco mostrandovi un'immagine che sempre proviene dagli archivi del Vittoriale, con D'Annunzio, colloquio fasciato. Allora, sappiamo che a causa di un incidente nelle acque di Grado, D'Annunzio riporta queste ferite, queste lesioni all'occhio che gli creano dei problemi assolutamente seri. Però D'Annunzio praticamente non accetta subito di essere curato, e praticamente le cure che arrivano solamente a partire dal 21 di febbraio 1916, che abbiamo visto la volta scorsa in alcuni passaggi del loro carteggio che abbiamo analizzato, essere il giorno di Santa Eleonora, per cui D'Annunzio, come dire, si sente vicino alla presenza protettrice della Duse, dicendo il mio occhio ormai si è iniziata a curare, per me si è aperto un periodo di grande sofferenza, di buio, di cure dolorose, il giorno praticamente in cui si festeggia il tuo onomastico, come dire, tu sei sempre con me, ti sento sempre vicina. Ebbene, da un'analisi
degli articoli, degli scritti giornalistici di D'Annunzio, non emerge nessuna riga che lui abbia scritto in merito a Cenere. Su quando l'abbia visto non possiamo dire con certezza nulla, nel senso che nel 16, quando il film è stato realizzato, lui aveva avuto questo grave incidente, e nel 17, quando inizia a circolare nelle sale italiane, comunque lui era impegnato al fronte. Quindi non abbiamo una testimonianza diretta di qualche articolo che lui ha scritto dove parla di Cenere. E neanche nella corrispondenza Dusio e D'Annunzio durante la guerra i due si parlano del film, né tantomeno di progetti teatrali. I loro discorsi durante la guerra riguardano le azioni che lui sta per compiere, il fatto che lui è consapevole del fatto che ogni azione può mettere a repentaglio, a serio repentaglio la sua vita, e lei gli dice: combatti per la patria, ma cerca anche di come dire, preservare la tua esistenza. Ma non si parla di questioni d'arte. Quindi, come dire, ciò che è stato Cenere per i due non viene in qualche modo, o perlomeno dalle fonti finora disponibili, non emerge. Però c'è un passaggio di una lettera del 1917, quindi quando il film ormai era circolato nelle sale italiane, dove c'è un'allusione indiretta, perché Gabriele aveva scritto qualche giorno prima a Eleonora che cosa ne pensava rispetto a, voleva la sua opinione rispetto alla difesa di Venezia. Arriviamo anche proprio, Gabriele D'Annunzio, del resto sappiamo, durante la guerra aveva come base, come casa, la Casetta Rossa di Venezia sul Canal Grande. Abbiamo anche della mostra delle foto, e le dice: si deve difendere Venezia sino alla rovina o abbandonarla perché lo stendardo turco sventola uno dei pili di San Marco? Lui chiede a lei il 15 dicembre del 17 e lei gli risponde il 18 dicembre del 17: difenderla fino all'ultimo, fino alla rovina. Venezia immortale, anche distrutta, che importa? Un bambino lo si cede per terrore che soffra, innocente e inerme. Ecco il riferimento. Lei non dice, però è chiaro che pensa al lavoro svolto sul set. Ma Venezia non deve patire ludibrio, presa da loro, dal nemico, sarebbe fatta a pezzi e rivenduta pietra per pietra, o che non sia. E la lettera poi prosegue, questo è molto interessante, parlando a questo punto invece dell'altro aspetto della vicenda, cioè del rapporto madre-figlio. E nel gennaio 17 era morta la madre di D'Annunzio, e lui diverse volte nella sua corrispondenza con la Duse ricorda questo evento dolorosissimo. E sempre in riferimento alla difesa di Venezia, quindi la Duse dice: si arriva pure a dominare la propria ragione e a mettere di mano propria sottoterra una creatura, una mamma dorata. Quindi il finale di Cenere con Anania che accarezza la testa della madre prima dell'ultimo viaggio, e Gabri lo sa. E allora, se non c'è altro scampo, sott'acqua, sotto il fuoco, sotto la terra, via, sparita dalla crudeltà e dall'ignoranza e dal denaro del mondo. Cioè meglio distruggere completamente Venezia, sotterrarla come farebbe un figlio con la madre, ma non cederla al nemico. Piuttosto si cede un bambino per terrore che soffra, ma Venezia non deve essere eterna, deve essere immortale. E in merito a questo, a un certo punto poi, qui siamo un po' più in là, in una lettera del 27 gennaio del 18, a un anno dall'anniversario della morte della madre di D'Annunzio, la Duse gli scrive, e qui torniamo al rapporto madre-figlio, ricordando anche il fatto che negli anni del loro sodalizio lei spesso chiamava Gabriele figlio, cioè gli si rivolgeva chiamandolo figlio. E però qui viene espressa in questa lettera la motivazione, cioè per lei chiamare il figlio D'Annunzio era perché il nome figlio, dice, era il nome d'amore più soave, cioè era il titolo più bello, più limpido, più appunto soave con il quale poteva chiamarlo, cioè era l'espressione d'amore più alta, il nome che esprimeva in termini più alti l'amore che provava per lui.
Però nel 17, nel 18, scusate, il 27 gennaio del 18, a un anno dalla morte della madre di Gabriele, lei gli dice: hai ragione Gabri, per tal madre hai ragione di offrirti la madre e la patria. E lasciami darti del tu, che non osavo io, ma che mi fa tanto bene ridirlo anch'io prima di morire, perché i due iniziano a darsi del voi, dopo tanti anni riprendono a scriversi durante la guerra, a un certo punto riprendono a darsi del tu. Potessi aiutarti anch'io a consolarti, Gabri, quello che chiamavo figlio. Allora mi era facile e non ti doveva se io ti chiamavo così. Lo so, ero sincera e anche tu lo fosti. Abbiamo pagato del cuore e dell'anima. Per cui lei, vedete, in questa proiezione la madre, la patria, la donna amata, a un certo punto però dice: all'epoca io ti chiamavo figlio ed era una cosa che mi veniva spontanea, era una forma d'amore, tua madre era viva e non c'era nessun tipo di come dire, altra proiezione, altro livello. E non eri dispiaciuto di questo. Adesso che tua madre non c'è più, tu devi combattere e devi combattere pensando a lei e pensando che tua madre è rappresentata ormai dalla patria, e quindi per una madre di questo tipo tu devi lottare, devi offrire te stesso. Voglio chiudere con un riferimento sempre ad Annunzio Orbo, ad Annunzio che in questo periodo dolorosissimo tra l'altro scrive una delle sue opere più significative, una comunque delle opere più significative della letteratura italiana durante la Grande Guerra, che è il Notturno, dedicato alla memoria della madre. E a un certo punto, durante la corrispondenza con la Duse, D'Annunzio parla a Eleonora, l'unica cosa che racconta a livello artistico è proprio il fatto che sta scrivendo questa opera e che vorrà mandarle, come dire, in anteprima, gliela vorrà mandare in visione. Poi, finita la guerra, D'Annunzio nel febbraio del 21 comincia ad abitare al Vittoriale a Gardone. La Duse il 5 maggio del 21 ritorna a recitare in teatro a Torino con La donna del mare di Ibsen, e La donna del mare tra l'altro era un famosissimo dramma di Ibsen che amava molto e di cui avrebbe voluto fare una realizzazione per il cinema, ma poi è stato uno dei progetti sfumati. Ebbene, il 3 giugno del 21, quindi inizia la vita di D'Annunzio al Vittoriale, la Duse è tornata in scena. D'Annunzio continua la corrispondenza con la Duse e gli dice una frase semplice che però, come dire, a mio avviso anche questa ha un significato, come dire, cinematografico. In qualche modo ha un'allusione non tanto a Cenere quanto proprio al fatto che il cinema, come dicevamo all'inizio, permette di rendere immortale una figura aviatrice o comunque una persona che lascia un segno nel mondo, perché a un certo punto le dice: nel mio occhio perduto c'è la tua immagine, Leonora, e nessun'altra. Quindi, come dire, che nell'occhio ferito di D'Annunzio, praticamente quella che era impressa esattamente con la stessa potenza con la quale è rimasta impressa sulla pellicola cinematografica, c'era l'immagine della Duse. E questo mi sembra anche questo una dichiarazione, una delle tante che si scambiano diciamo negli ultimi anni della loro esistenza, quando poi ritorna viva la loro collaborazione artistica, perché lei deciderà di includere nel suo repertorio La città morta, per cui c'è anche, come dire, un ritorno della sua recitazione d'annunziana, ormai decisamente, come dire, sfumata nella nuova fase, nel nuovo stile che la Duse ebbe in quel periodo, che era quello della recitazione cosiddetta spirituale. Questo è lo stile dell'ultima Duse. E alcuni tratti anche di recitazione d'annunziana sono presenti in Cenere, perché in tanti momenti, quando lei è appoggiata alla parete, quando beve dal ruscello, ci sono tanti riferimenti alle foto di scena della città morta, tantissimi, e probabilmente già in quel momento lei pensava al fatto che di tutte le opere del teatro d'Annunziano, quella sulla quale eventualmente sarebbe tornata era la città morta.
c'è qualcosa che anche in Cenere, come dire, lascia intravedere questo, e del resto Cenere è anche, come dire, il film che poi permette il rientro in scena del 21, cioè l'esperienza artistica che poi porta al grande rientro, con il fatto che il rientro in scena del 21 è stato un evento clamoroso, che è stato molto più sentito della distribuzione del film in sala, ma questo perché c'era la guerra e perché appunto il nome della Duse in realtà per noi è immortale sempre, ma le immagini restano immortali nel vederla viva con Cenere. Invece per gli spettatori del suo tempo lei era la divina ed era la regina del teatro. Grazie.